Cuore d'inchiostro è un libro che non ha molte immagini, ma ti fa volare con la fantasia. Buon viaggio in questo nuovo mondo inesplorato, selvaggio e cupo. Maggie ha 12 anni ed è la figlia di Teresa e Mo, il guaritore dei libri. Ha ereditato dal padre non solo la passione per la lettura. Lei e suo padre, infatti, quando leggono un libro ad alta voce, ne evocano i personaggi. Durante la notte, buia, una luce appare fuori dalla finestra. È un uomo. Egli è Dita di Polvere, detto anche colui che danza col fuoco, grande amico di Mo e pian piano anche di Maggie. Dita di Polvere non è l'unico ad essere stato evocato da Mo. Capricorno e Basta, i cattivi del libro, perseguiteranno lui e la sua famiglia, fino ad ottenere quello che vogliono. I personaggi affronteranno molti tradimenti, fughe e prigionie in una corsa contro il tempo. Azione! In che senso?